Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò in un percorso straordinario che parte da Feltre per arrivare a Belluno per scoprire una vallata dolomitica tra le meno conosciute, la Val Belluna. Andremo a scoprire un castello medievale dove ancora oggi si può pernottare vivendo l'esperienza dell'epoca. Non solo, scopriremo la Grotta Azzurra, acque dal colore azzurro veramente incredibili. Vivremo un'esperienza veramente a 360 gradi scoprendo anche uno dei borghi più belli d'Italia. Allora, cosa aspettate? Venite con me nell'avventura di oggi. Punto di partenza del giro di oggi è dal centro storico di Feltre, in provincia di Belluno, in Veneto. Alle mie spalle il battistero di Feltre, che ha origini nel 1400, veramente uno spettacolo. Feltre è una splendida cittadina, un po' Trento e un po' Venezia, circondata dalle Dolomiti bellunesi e lambita dal fiume Piave, un luogo incantevole ma meno turistico e quindi per certi versi più autentica e vissuta. È una città da scoprire col suo museo diocesano e il suo teatro veramente splendidi. E come non andare a visitare la fabbrica birreria di Pedavena e degustare magari anche qualche birra. Esco dalla cittadina di Feltre per andarmi a spostare verso le vallate selvagge. Inizio già a vedere una veduta più ampia verso la campagna. Il filo conduttore di oggi sarà il mio compagno di viaggio, il fiume Piave. Adesso mi trovo in località Busche, dove è stato anche creato un lago artificiale grazie a una diga, a uno sbarramento per la produzione dell'energia elettrica. Qui alle mie spalle il fiume sacro alla patria, come abbiamo visto in altri video qui sul mio canale. Andrò a muovermi tra strade promiscue, quindi alcuni tratti saranno trafficati, ma per la maggior parte del percorso saranno strade secondarie e ciclabili. Quello che arricchisce il giro di oggi è la fioritura degli alberi in questo inizio primavera. Guardate lo spettacolo dei colori primaverili. Andrò a attraversare diversi torrenti, purtroppo tutte nelle stesse condizioni, aridi. Mi vado a muovere sulla sinistra orografica del fiume Piave, che attraversa tutta la Val Belluna, anzi che dico lungo 232 km, nasce dal Monte Peralba in Friuli Venezia Giulia a 2670 metri circa di quota per andare a sfociare tra Jesolo e Cavallino a Venezia. È noto in tutta Italia come fiume sacro alla patria per gli eventi bellici che si sono combattuti lungo il fiume Piave, che hanno portato alla vittoria finale, come vi ho raccontato anche in un video. In questo percorso ci sono tantissimi torrenti che vado ad attraversare. Purtroppo è un periodo veramente di siccità qui in Veneto e sono tutti aridi, c'è solo un piccolo rigolo d'acqua in ogni torrente, in ogni ponte che vado a fare. Manca poco per arrivare al castello di Zumelle, ma vado a deviare il percorso. Adesso mi addentro nel bosco a piedi. In 20 minuti andrò a raggiungere la Grotta Azzurra di Mel a Belluno. È una forra creata dall'opera di erosione del torrente Rui e ci si arriva attraverso un sentiero che segue il corso d'acqua. Attenzione, perché qui ci sono delle pietre scivolose, quindi si può scivolare e anche dalla caduta dei massi dall'alto, come in ogni sentiero di montagna. Questo è l'inizio del sentiero e inizia già in modo spettacolare. Lì invece vedo il torrente Rui e andrò a seguire il suo corso.
Il percorso è ben segnalato, si trovano tantissimi cartelli, guardate che passaggi suggestivi che si devono fare, quindi bisogna sempre prestare attenzione perché oggi è tutto asciutto, però chiaramente se ci sono periodi più umidi o dopo le piogge questo sentiero diventa scivoloso, ma è veramente un'immersione nella natura. Mi ci voleva proprio per staccare comunque dalla strada, dall'asfalto, andare a immergermi in questo bosco e vivere a pieno il clima che si respira con il suono degli uccelli e il rumore dell'acqua che scorre. L'emozione e la suggestione che genera questo luogo è qualcosa di veramente inimmaginabile da pelle d'oca. Guardate questo canyon formato nei secoli e la grotta azzurra, uno splendore l'acqua veramente dal color turchese, si vede il fondo. Difficile descrivere le emozioni e il cospetto di cotanta bellezza. L'uomo non sarà mai capace di creare un ambiente che regala così tante emozioni. Wow, che emozione, guardate, che spettacolo, verrebbe da tuffarsi, veramente incredibile. Cosa ha creato l'acqua? Un canyon veramente che dà i brividi, senza parole. A 3 minuti in bici dalla cascata vedo già lì in alto il castello e qui quegli apparati medievali che servivano quando si andavano ad attaccare i castelli. Guardate, questa struttura scorreva su ruote, si restava all'interno di questo scudo, diciamo, e si attaccava il nemico, si scavalcavano le mura o l'ariete, la catapulta. Arrivato al castello di Zumelle, diversi castelli andavano a protezione della Val Belluna alla fine dell'epoca romana. Sono andati tutti distrutti, a parte questo di Zumelle. Qui si può rivivere l'epoca medievale. È stato mantenuto un po' quella struttura e quell'ambientazione che ricorda l'epoca. È veramente straordinario arrivare qui e scoprire questi luoghi. Veramente si fa un salto nel passato. Per un momento, se ci si lascia andare, sembra di ritornare al Medioevo. È veramente una struttura magnifica. Il castello è anche visitabile, c'è un biglietto di 7 euro l'ingresso per riscoprire il fascino del Medioevo. Mette veramente una forza emozione entrare in questo castello medievale. Si respira proprio l'atmosfera di un tempo. Possiamo vedere anche i lavori che ci facevano chi costruiva le candele, sì, perché non c'era ancora la corrente, il sarto e anche il calzolaio. Ed ecco qui l'angolo del fabbro. Non mi resta che salire sulla torre. Guardate che spettacolo! Attenzione alla testa e si sale. Che sensazione che danno questi gradini fatti proprio manualmente, guardate, pazzesco. Ed eccomi qui, c'è un vento incredibile in cima della torre. Da qui ho una vista a 360 gradi, vado a dominare la Val Belluna. Wow. Eccomi all'interno, guardate le pareti come erano costruite, un perfetto incastro. Adesso vado nella zona del museo, si scende
giù. Anche l'abbigliamento dell'epoca. Qui c'è anche il plastico di com'è il castello e le difese che usavano, gli elmetti e le lance. È mantenuto veramente tutto in modo esemplare. Wow, la sala delle torture è molto buio, non so cosa si veda. La ghigliottina. Ed ecco anche la sedia. Wow, non è proprio un piacere. Per ogni donzella e ogni messere, qui c'era l'abito giusto. Wow, veramente spettacolo. Ci troviamo immersi nel verde, nella natura. Wow. Chiaramente è stato ristrutturato, ma si è mantenuto quell'ambiente di un tempo. Anche i pavimenti, veramente straordinari. Arrivo in uno dei borghi più belli d'Italia, Mel, e qui traspare subito la bellezza di questi palazzi signorili. Dal 1404 al 1797 era sotto la protezione di Venezia, della Serenissima, e lo si nota in queste ville, in questi palazzi. La bellezza di questo borgo è di perdersi nelle sue vie e vedere le bellezze che circondano questo meraviglioso borgo. È veramente una piccola chicca del percorso di oggi. Oggi vado a muovermi anche lungo l'itinerario ciclabile Sinistra Piave. Qui posso vedere una piccola mappa del progetto della parte già esistente. È un progetto molto ambizioso che vuole collegare Belluno a Venezia, 220 km. Il tratto che vado a fare oggi è di una lunghezza di 17 km. Ci sono altri tratti che si trovano lungo il percorso per andare verso Venezia, ma ancora non è completo. Speriamo che nei prossimi anni venga realizzato completamente. La Val Belluna è un territorio molto ampio. Per comprenderlo al meglio lo andiamo a suddividere in 4 aree geografiche. La prima è da dove siamo partiti, Feltre, Pedavena, e una parte di Seren del Grappa. La seconda invece è quella d'arrivo, la parte bellunese, quindi il centro di Belluno. Andiamo poi a suddividere la parte destra orografica del fiume Piave, quindi la parte settentrionale, e la parte sinistra orografica del fiume Piave, quindi la parte meridionale. Il percorso di oggi è molto scorrevole e vario e quindi non ci si annoia mai, e sono proprio in prossimità della città di Belluno. È una grande emozione, sì, perché si passa da un ambiente così di campagna incontaminato a vedere in lontananza i campanili e la città di Belluno, la porta delle Dolomiti. Mi trovo alle porte di Belluno, alle mie spalle il fiume Sacro la Patria, il fiume Piave, qui davanti a me la basilica cattedrale di San Martino, ma la mia memoria non può portarmi che indietro, nel passato, nel 1917, quando l'Italia perde una delle sue più grandi battaglie, quelle di Caporetto. Il nemico occupa questi territori, una parte del Friuli Venezia Giulia, una parte del Veneto, andando a vendicarsi, sì, perché dopo mesi di combattimento vanno a rivendicarsi sulla popolazione con violenza, andando a saccheggiare tutte le case, 5.000 abitanti se ne vanno da questa città. Quella che vediamo oggi molto spesso è una città di passaggio per tutti voi che volete andare verso le vette dolomitiche, ma ha tanto da far scoprire, immersa nel verde della Val Belluna. Un centro storico antico, scorci panoramici, un anfiteatro di montagne e unico capoluogo italiano il cui territorio rientra in un parco nazionale, una città da vedere nei suoi palazzi, nella torre civica, il Duomo
e non solo, anche da assaporare per i piatti tipici veramente al top. Il giro è giunto alla fine, sono ritornato al parcheggio, al punto di partenza qui dal centro di Feltre. Ho trovato al ritorno anche pioggia e una piccolissima grandine, ma ci sta, qui è tanto secco, speriamo che la pioggia continui. Un giro di 89 km, di slivello all'incirca di 1000 metri, ma spalmati per tutto il percorso. C'è una salita leggermente impegnativa per arrivare al castello Zumelle, però è breve, serve una buona gamba perché comunque c'è una bella distanza. Peccato che la giornata si stia aprendo solo adesso, perché c'è una vista qui alle mie spalle, come potete vedere, delle vette innevate, veramente spettacolare. Oggi purtroppo era tutto nuvoloso e non c'era una vista così a 360 gradi. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettetemi un bel like, iscrivetevi perché stanno arrivando delle avventure veramente pazzesche. Vi porteremo in California, usciranno qui nel canale delle puntate veramente incredibili. Se avete qualche proposta da farmi, qualche luogo che vi sta particolarmente al cuore, volete vedere qui nel canale per valorizzarlo, scrivetemelo nei commenti o via mail. Al prossimo video, ciao da Federico!